Tano, questo è su secondo, su duos de sos appuntamento che abbiamo organizzato come libreria Odradek e sa rivista Logo Sardigna diretta dai Bartolomeo Porcheddo. A Natale, su mese Natale, abbiamo presentato un libro sulla Salimba Salla della signora Migaleddu, di Maria Vittoria Migaleddu, e poi abbiamo organizzato questa due serate de Oe e de Grasa. Il stasera presentiamo con Salvatore De Dola sul libro Toponomastica in Sardegna. Stiamo organizzando questa serata che vada come te la possiamo dire, una sintonia di intentos tra sa libreria Odradek e sa rivista diretta da Bartolomeo, che esce sa diffusione della lingua sarda e della cultura sarda in generale. Infatti questa brevissima rassegna l'abbiamo chiamata Liberos o Libros, come te nos hanno correggito, Libros pros identitate, proprio inteso in questo senso, promozione della cultura sarda in modo che non ne riappropriamo, questo è più o meno lo spirito. Quindi, buonasera. Quindi lascio subito sapere a Bartolomeo che invece non fa che una breve introduzione a sul rivaglio del Casero. Grazie. Grazie Rita. Torniamo grazie a questa libreria Odradek che nos il transende in ogo in questa saletta. Seguimos con questa presentazione del Liberos dell'identità. Il tasero abbiamo Salvatore De Dola, che è un glottologo laureato in glottologia in linguistica germanica, con una tesi sopra la lingua gotica. Salvatore De Dola non è nuova scrittura e nemmeno a suo tribaglio che fattende, ha sempre tribagliato in questo senso, ha scritto Liberos sopra su panese de sa Sardigna, sopra sa flora de sa Sardigna, sopra un libro sopra sa toponomastica, un libro meda importante sopra so cognome so sambenatos de sa Sardigna e come per ultimo su libro sopra sa toponomastica in Sardigna. De questo libro non sa narrare come de ite si tratta, in ogni caso è un libro che praticamente lea in considerio quasi tutto sa toponomastica de sa Sardigna. Lascio sapere a Salvatore che come con queste immagini non sa da spiegare di che si tratta. Grazie a tutti voi che siete venuti a noi e che avete la pazienza di non ascoltare. Io, chi mi conosce sa che sono stato presidente regionale del Club Alpino Italiano e anche presidente per la provincia di Cagliari. Sono sempre socio dell'associazione da 36 anni e ho finora camminato sempre sulle montagne, almeno una volta alla settimana, percorrendo approssimativamente 50.000 chilometri a piedi. E questo percorrere le montagne non è stato così solo puro divertimento, perché l'ho sempre fatto con metodo. Il primo metodo da usare per andare in montagna, almeno chi ha il mio scopo, è quello di usare la carta topografica. E perciò nel mio girovagare sulle montagne ho incontrato tantissimi toponimi, registrati più o meno bene perché molti sono stati registrati piuttosto male. Sappiamo che le prime carte, che erano forse le migliori sulla fine dell'Ottocento, furono scritte da geometri o comunque geografi piemontesi, i quali ascoltavano le parole sarde e le traducevano a modo loro. E qui parlavo con l'amico Bertolo Porcheddu poco fa, fra le tante cose che si può dire dei condages e dei documenti dell'antica Sardegna, bisogna aggiungercene anche una, che le corruzioni sono nate anche, non solo, ma anche perché certi documenti sono stati scritti da continentali, non da sardi, i quali, ben inteso, non è che sapessero
usare la grafia per esprimere al meglio la propria lingua. Non ci riuscirono neanche gli Etruschi, se per quello sappiamo i pasticci spaventosi che hanno fatto, e solo per quello non si riesce ancora a tradurre bene la lingua etrusca. Così fu per la lingua sarda, che fu messa per iscritto, a parte le 2 carte greche, perché ormai ne hanno scoperto un'altra, le 2 carte greche del X secolo, le carte scritte dai monaci latini dall'XI secolo in poi. Dobbiamo metterci come tara la loro cultura latina, cioè le hanno scritte loro le carte, non noi sardi, per cui bisognerà stare bene attenti a ciò che si traduce, tenendo conto di quella che era la cultura latina di quell'epoca. Però ritorniamo ai nostri toponimi, che sono molto corrotti, però è chiaro che non tutti sono corrotti, perché molti è evidente che sono abbastanza recenti. Per esempio Elige Entosa, Leccio Ventoso o i Leci Ventosi sono tipici, per esempio, della Gallura, ce ne sono a migliaia di lecci piegati dal maestrale. Elige Entosa, tipico. Oppure Filigosu, sito di Felci, o Giovanni Pau, che è il proprietario dell'area. No, sono dei toponimi molto banali. E allora io, di fronte a queste banalità, che ce ne sono a decine di migliaia, io le banalità le ho eliminate. Mi spiace che non ci sia il professor Pitau, perché gli avrei detto con tutta franchezza e con tutto l'amore che ho per lui che lui, nel suo libro pubblicato da poco, che ha 1100 pagine, ci ha messo anche questo tipo di toponimi, che io invece nel mio libro non li ho messi. Se io li avessi messi, questo libro di toponomastica avrebbe avuto molte più pagine, avrebbe contenuto circa 50.000 vocaboli, mentre io ne contengo solo 3.000. Ci ho messo, cioè, quelli più significativi, quelli dove c'è da fare una discussione linguistica, altrimenti non li metto neanche i vocaboli. Infatti, questa è già una differenza che mi distingue rispetto al dizionario scritto dal professor Pitau, pubblicato da poco, no? Meno di un anno fa. Più che altro lui prende in esame, se mi ricordo bene, 82 comuni del centro Sardegna, analizzando totalmente i vocaboli, tutti, ma non c'era proprio questo bisogno, almeno a mio modo di vedere. In più, la differenza è che lui scrive quasi un dizionario normativo, non un dizionario etimologico, come peraltro si propone nella prefazione. Il dizionario normativa, quale può essere? Uno che di fronte alla parola, per esempio un dizionario italiano, di fronte alla parola cancello dice è una struttura di elementi lignei o ferrei posta a chiusura di un ingresso. Ecco, questo è un dizionario normativo. Invece un dizionario etimologico che prende in esame la stessa parola, vista da me che sono sardo, come funziona? Cancello o cancello alla sarda o cancello, dipende. Intanto io lo confronto col cognome Cancedda, perché Cancedda in sardo significa cancello, va bene? Ecco, il dizionario etimologico della lingua italiana, il termine cancello, secondo lui, chissà perché, lo fa derivare dal latino cancer, cancro. Io mi chiedo che cosa c'entra il cancro col cancello. Eppure, ecco perché, prima che iniziassi la conferenza, e lo replico qua, i dizionari etimologici della lingua sarda, ma anche quello della lingua spagnola, eccetera, sono tutti da rifare. Se uno avesse la passione e il talento per indagarli bene, si farebbe quantomeno delle grandi risate, e tutto questo accadrebbe se beve 1, 2, 3 bicchieri di vino, altrimenti piangerebbe come fosse in un cimitero, perché la cultura italiana e sarda è ridotta allo stremo proprio da questi che di etimologia fino ad oggi non hanno capito nulla. Cancello
ha la sua base antichissima ed è un composto, normalmente sono delle parole composte, le parole attuali dell'Italia e della Sardegna. Cancello o cancello ha la base nell'accadico cancu, chiuso o percolato, più ellu, elevato, alzato, verticale. Canchellu significa sbarramento elevato. Questa è l'etimologia di cancello e non che derivi dal latino canker. Poi un altro modo di distinguere la mia metodologia da quella di altri libri di metodologia sulla toponomastica sarda è quello di evitare finché è possibile la traduzione da sardo a sardo o, che è la stessa cosa, da sardo a italiano, perché è inutile che io scriva nelle carte topografiche sarde è pieno l'ho detto, di parole così comuni che non c'è bisogno di tradurle. Per esempio andula significa sentiero. Ebbene, il professor Pitau, con tutto rispetto, ma lui scrive andula uguale sentiero e passa alla prossima parola. Samuna d'orgiu, lavatoio, proprio così, due parole in croce, sardo, italiano. Ecco, allora a che serve questo? Questo è un modo di comunicare agli italiani che in Sardegna abbiamo dei toponimi come appunto Andula o come Samuna d'Orgiu, punto e basta, ma non è un dizionario etimologico dal mio punto di vista. Per cui è chiaro che io ho evitato questa procedura perché non è scientifica, serve solo a perdere tempo e basta. Poi una terza grossa pecca metodologica di chi mi ha preceduto è questa, ed è la fondamentale, che tutti gli studiosi che mi hanno preceduto, a iniziare dal Wagner, che è considerato il padre degli studi sulla lingua sarda, loro sostengono in massa, compresi appunto i viventi delle due università, Sassari e Cagliari, sostengono che la lingua sarda proviene dal latino, deriva integralmente dal latino. Non c'è affermazione più falsa, scientificamente parlando, più falsa che possa essere stata fatta nella storia della cultura recente. La lingua sarda proviene integralmente dalle lingue semitiche. Quando dico integralmente non voglio dire che tutte le parole, ma lo zoccolo duro sì, il 60% delle parole che ancora oggi utilizziamo in Sardegna hanno la base semitica e non latina. Per esempio, il professor Pitau trova la parola nei toponimi, ma questo riguarda anche la lingua comune, trova la parola puzzos, traduzione pozzi. E in più ci aggiunge, perché è il caso di aggiungerlo, dal latino puteum. Sappiamo tutti che in latino puteum significa pozzo e la finisce qua. Intanto non rende conto di queste parole latine in eum, non si rende conto che quelle parole latine in eum sono antichi aggettivali, sono aggettivi antichissimi che poi sono diventati dei nomi comuni. Così come caseum che significa formaggio in latino, e tutti dicono che la parola formaggio in Sardegna casu sia derivata dal latino casium. No, perché il latino casium è un antico aggettivale, mentre casu in sardo è un vocabolo, non un aggettivo, è un nome, non un aggettivo. Casu ha il corrispettivo nel sumero accadico casu, che significa rappreso, lo dice la parola, tutto un programma. Come puttu, lui dice puzzos, intanto non rende la differenza che c'è tra il sud e il nord Sardegna. Nel sud si dice puzzus, puzzu o puzzus, eccetera, mentre nel nord diciamo puttu o puzzo o puttos. Perché questa differenza? Ecco, lui non si rende conto che qua, se non si approfondisce, non si arriverà mai
a capire le origini della lingua sarda. La lingua sarda può essere capita solo scendendo negli strati archeologici della storia fino alla sua origine. Puzzu e Puttu hanno due origini diverse, sempre semitiche. Allora, Puttu viene dall'accadico puttu, che significa spalancato, lo dice già la parola, tutto un programma. Mentre Puzzu in campidano viene dal sumerico puzzur, cavità, scavo. È lo stesso concetto, però sono due parole diverse. E qua noi già in queste parole diverse, ne ho citato anche prima, arriviamo a una scoperta clamorosa, che è la divisione, caro Bertulu, la divisione della lingua sarda attuale in campidanese e logodorese esisteva fin da epoca sumerica. Io nella grammatica che sto scrivendo, la grammatica della lingua sardana, che spero di pubblicare entro Natale, spiegherò a migliaia di esempi tutte queste cose. Noi avevamo già una suddivisione e allora tra noi linguisti, invece di scannarci e di lanciare la damnatio memoria reciproca, dovremmo andare d'accordo per cercare di rinnovare profondissimamente gli studi sulla lingua sarda, sulla quale sinora non si è capito niente, perché c'è una protervia e una ignoranza senza fondo da parte dei linguisti che insegnano alle università sarde e italiane. Andiamo con metodo. Adesso partiamo dal secondo libro che sciaguratamente in questi ultimi mesi è stato pubblicato e che è quello del professore Edoardo Blasco Ferrer, intitolato Paleo Sardo. E allora ecco qua. Ho portato un po' di esempi proprio per far capire come lui ha proceduto. Vediamo. Lui sostiene che la lingua sarda deriva dalla lingua proto-basca, praticamente la lingua basca. Poi diremo cosa significa parlare di proto o non proto. I protobaschi colonizzarono la Sardegna, nel suo libro dice. E lui sostiene anche una cosa importantissima, che questo, a parte la lingua, poi spiegherò meglio, è dimostrato dalla genetica. Tutti gli studi che i genetisti di varie parti del mondo hanno fatto sul mondo mediterraneo e sul sardo vertono tutti su una scoperta che è avevo portato la mia cosa, credo, scusate, per non stare dovrei avere una bacchetta qua, una penna più, ecco, ecco. Allora, lui sostiene che in quest'area praticamente il tratto genetico è comune, no? E allora dice, se il tratto genetico è comune, lo è anche la lingua. Lui procede proprio così, ho seguito una sua conferenza. Viceversa, se è uguale alla lingua, è uguale anche il tratto genetico comune. Questo dice lui. E lui sostiene che noi, prima dell'arrivo dei protobaschi, grugnivamo come i maiali. Lo dice lui, non parlavamo. Tenete conto di una cosa, che lui sostiene una cosa clamorosa, che la lingua, i protobaschi o i baschi arrivarono in Sardegna nel 7000 a.C., questo sostiene lui. Portandosi appresso naturalmente i barcellonesi che stavano qui alle basi della catena pirenaica e naturalmente i balearici. Insomma tutto il mondo dal quale lui proviene, lui è barcellonese.
lui sostiene, quest'uomo nel suo libro, chi lo ha letto bene, sostiene che i sardi sono stati colonizzati dai barcellonesi, assieme ai baschi in questo caso, per 3 volte. La prima subito dopo l'era glaciale, la seconda volta nel 1323, i catalani, e la terza quando lui è entrato all'Università di Cagliari. Questo è quanto lui sostiene nel suo libro. Noi siamo eterni colonizzati, poi spiegherò anche questo concetto. Allora ci arriveremo pian piano a capire in quale abisso culturale sia entrato quest'uomo. Per quanto riguarda la questione genetica, non ci sono molti problemi, perché intanto da poco hanno scoperto che Ötzi, l'uomo delle nevi, trovato sui ghiacciai del territorio meranese, praticamente ha tutta la genetica sarda appresso, aveva e ha. No, per cui non è difficile capire per quale motivo i sardi abbiano molta genetica del nord Europa o pirenaica. Teniamo conto che 5 milioni di anni fa la Sardegna si staccò dal Golfo del Leone. La Sardegna con la Corsica erano unite e andarono alla deriva e stanno andando alla deriva contro la penisola italica. Perciò il fatto che si siano staccati da qua è chiaro che avevamo già antichissimamente un patrimonio genetico comune. Non si scopre niente nel dire questo, ma io mi chiedo che cosa c'entra la genetica con la lingua. La lingua è un'altra cosa, è un altro fenomeno. E andiamo oltre, per non tediare molto. Vediamo, riusciamo? Adesso non più. Prima andavo, adesso forse con questo. Mi aiuti tu, Bertolo? Clicca col mouse. Ecco, col mouse forse, vediamo. Ecco, ok, andiamo col mouse allora. Questa scheda riguarda Blasco Ferrer, ma riguarda anche tutti gli altri, perché la posizione circa il protobasco è solo sua, lo dice solo lui, l'unico linguista al mondo. Però per quanto riguarda l'indoeuropeo tutti sanno di che cosa stiamo parlando. Questi mi è uscito male, ma sono in realtà degli asterischi, forse questo qua si vede meglio. Quando in linguistica una lingua supposta viene sempre premesso un asterisco prima di una lingua che si suppone sia esistita. Perciò l'indoeuropeo tutti suppongono che sia esistito, ma nessuno lo ha provato. Il paleo, siccome loro usano tanti concetti nebulosi, sempre più nebulosi, che non affrontano mai naturalmente perché non sanno come affrontare, usano il termine paleo-indoeuropeo, che essendo ancora più vecchio di questo termine che è inventato, è doppiamente inventato, perciò doppio asterisco. Poi parlano anche di pre-paleo-indoeuropeo, perciò 3 volte inventato, 3 asterischi. Qua il professor Blasco Ferrer parla di protobasco per tutelarsi un pochino, ma in realtà nel suo libro chi lo legge sa che parla esclusivamente di basco, cioè di una lingua storica esistente ancora oggi. Perciò ulteriore truffa. Però la cosa più eclatante nelle loro posizioni, compresa quella di Blasco Ferrer, è quando parlano di peri-indoeuropeo. Questo peri-indoeuropeo per loro sono le lingue che si parlavano al di là del mondo indoeuropeo, però lo dice già la parola peri, cioè che stava tutto attorno al mondo indoeuropeo. Con questa parola loro chissà cosa vogliono dire, ma non dicono nulla e non la spiegano, pretendono di non spiegarla, anzi una sola cosa pretendono di dire, che il peri-indoeuropeo non si sa se toccasse l'Africa e il Medio Vicino Oriente, però indubbiamente toccava tutte queste acque senza toccare mai nessuna isola. Forse toccava l'isola di Cipro, l'isola di Creta no. Praticamente, stando alla tesi del professor
Edoardo Blasco Ferrer, il peri indoeuropeo era parlato dai pesci del mare Mediterraneo, neanche dalle coste africane, dove non si sa che lingua si parlasse, mentre gli storici e gli archeologi dicono che si parlava il semitico, ma loro non lo sanno, come linguisti non azzardano a dire nulla, questa è la loro posizione. Andiamo oltre. Una colossale mistificazione, come dicevo, perché loro parlano di peri indoeuropeo o paleosardo per quanto riguarda la Sardegna o protosardo o mediterraneo o pre-paleo-indoeuropeo. Oggi parlano anche di protonostratico. Poi dirò, quando usano le parole paleosardo, protosardo o mediterraneo, chi ha letto qualcosa di linguistica sarda o italica sa che dietro questa parola neanche un linguista al mondo ha azzardato di spiegare che cosa ci sia sotto. Neanche un linguista. Parlano sono cortine fumogene che loro usano per scacciare il diavolo, come appunto un tempo per scacciare i vampiri si usava l'aglio o cosa del genere. Usano questo sistema per non dire niente, si rifiutano di dire qualcosa su queste parole inventate da loro, ma che significa paleosardo o protosardo o mediterraneo, nessuno lo sa dai loro libri e dalle loro parole, nessuno lo saprà mai. Oggi in un libro che costa 700 euro, un linguista inglese si è permesso di parlare addirittura di protonostratico. Cosa lo dice la parola nostratico? La nostra lingua, che sarebbe sempre l'indoeuropeo, secondo loro, l'indoeuropeo, però che è così onnicomprensivo che comprenderebbe persino la lingua giapponese. Questo lo dice questo libro di 700 che per informarmi ho dovuto comprare. Purtroppo. È un inglese, il nome non lo ricordo, se lei mi scrive le email gliela mando, le mandano magari la fotocopia della copertina, ok? È scritto in inglese ovviamente perché per essere migliori loro lo scrivono solo in inglese e tutti gli altri devono leggere in quella o in tedesco, le due lingue internazionali della mistificazione. Non si può scrivere in nessun'altra lingua, né in francese, né in spagnolo, né in italiano, no. Ecco, le scriverò. Allora, protonostratico, e dicono che sì, il giapponese c'entra, altro che nel nostratico, ma non c'entrano le lingue semitiche che pure erano lingue mediterranee. Quelle non c'è, se lei leggerà questo libro spiegherà perché, che però nel mio libro di toponomastica spiego tutto questo, perché queste cose che io sto dicendo a voce le ho spiegate molto bene in circa 50 pagine di questo libro, cioè quello che ho detto con parole rudi finora sono tutte scritte qua. E anche sul Pitau, un bel numero di pagine in cui spiego tutte queste cose. Loro rifiutano di spiegare che cosa siano questi concetti, queste parole. Andiamo oltre. Teoria delle colonizzazioni. Ecco, loro, adesso questo è un altro tema, andiamo a questo tema affascinante. Loro sostengono che la Sardegna è sempre stata un'isola delle colonizzazioni. Ecco perché lui sostiene che abbiamo subito 3 colonizzazioni catalane. E come vedete, perciò la colonizzazione fenicia, la colonizzazione cretese, la colonizzazione greca, la colonizzazione cartaginese, la colonizzazione del Maghreb in generale, la colonizzazione catalana, la colonizzazione basca, la colonizzazione italica, la colonizzazione latina. Ne abbiamo avuto di colonizzazioni. Una marea. Noi non abbiamo mai colonizzato nessuno, noi non abbiamo mai commerciato con nessuno. Questo lo dicono i linguisti, mentre gli archeologi e gli storici sono un po' più aperti e sostengono che sì, anche la Sardegna bene o male ha avuto i suoi commerci, e poi il professor Lilliu dice ma sì, ma quando mai la nostra ossidiana nella finale del Neolitico non viaggiava anche con le nostre navi? Lo diceva lui, allora qualcuno se n'è stato
zitto finché lui moriva, e poi non so cosa vengano a dire gli archeologi di oggi, perché tutti sapete che se ne sono stati zitti finché lui ha tirato le cuoia, perché non avevano paura di contraddirlo, gli archeologi. Ma i linguisti sono stati comunque sempre contro queste teorie. La Sardegna è stata sempre eternamente colonizzata, non ha mai vissuto alla pari, a testa alta, almeno fino alla invasione romana. Questa è la loro posizione. Mentre io nei miei studi, e veniamo ai miei studi, ho scoperto che tanto non sono tutti miei gli studi, c'è stato il mio maestro, il professor Giovanni Semerano, che mi ha aperto la strada. Io gli dedico tutti i miei volumi, è già morto, ma glieli dedico volentieri perché mi ha insegnato il metodo. Lui nei suoi studi ha già scoperto, e poi purtroppo è morto, se no avrebbe continuato, 1000 lemmi anglosassoni, germanici, sumero-accadici, cioè nel senso che sono in comune di tutti questi popoli alcune parole, come per esempio sun, san, il sole, parola sumerica, significa proprio sole, così via. Adesso non ho qui tutto un elenco, comunque non indugiamo. E poi il professor Semerano ha scoperto che, appunto, siccome lui ha analizzato in termini innovativi la lingua latina e la lingua greca, ha scoperto appunto che non è vero che la lingua latina e la lingua greca siano nate, come qualcuno dice, per partenogenesi, cioè per autogeneratisi, perché vabbè, molti dei presenti non sono linguisti, ma chi avesse avuto da fare con l'antica lingua greca e l'antica lingua latina e abbia letto le etimologie scritte dai grecisti e dai latinisti, si rende conto che loro presentano quelle lingue come nate per partenogenesi, cioè la etimologia viene spiegata sempre all'interno della stessa lingua, mettendo a confronto una parola con l'altra della stessa lingua. Così in latino, così in greco. Talvolta la lingua latina viene affiancata a quella greca, bontà loro. Ecco, comunque più o meno nate per partenogenesi, mentre il mio maestro ha dimostrato che ci sono solamente in Italia, anche in Grecia, solamente in Italia ci sono almeno 5.000 lemmi latino-sumero-accadici, cioè condivisi tra queste tre lingue. Va bene, come dire che siccome i Sumeri vissero quantomeno 3.000 anni avanti Cristo, però certi studiosi come gli studiosi spagnoli ammettono che la lingua sumerica esistesse da almeno il 9.000 avanti Cristo, se l'antichità ha un significato, è chiaro che rispetto alla lingua latina che appare intorno al 500 avanti Cristo, quelli appaiono 10 volte più lontane, 5.000 avanti Cristo. Figuratevi, dobbiamo ammettere che è più antica la lingua sumerica, no? È perciò che il latino pure deriva dalla lingua sumerica. Sono 5.000 almeno i lemmi che il professor Semerano ha evidenziato per il latino. Io nei miei studi sto evidenziando altri 5.000 lemmi che non sono latini propriamente, ma italo-sumero-accadici, cioè italici, perché i dialetti italici erano diversi dal latino. E questo dobbiamo mettercelo in testa definitivamente, poi ci arrivo. Però, appunto, grazie al professor Blasco Ferrer, in questo paniere immenso ci mettiamo anche 49 lemmi baschi. Poi ci ritorno, perché è una pantomima questa, 49 lemmi baschi. Io in realtà ne ho scoperto molti di più di lemmi baschi, quasi 10 volte tanto, che hanno da fare col sumerico. I sumeri stavano qua. Però lui no, si è fermato, è molto modesto, si è fermato solo a 49 lemmi, di cui un terzo inventati con l'asterisco, per cui sono solo 30 lemmi. Ecco, ma io nei miei studi ho individuato che almeno 10.000 lemmi sardi condividono il loro significato e la loro forma col sumero e l'accadico. Allora, cosa significa trovare questo plafond unificato? Perché unificato è, no?
perché anche la parola sun, in inglese sole, si trova in un cognome sardo. No, basta prendere il libro dei cognomi e lo troverete. Sono, se non erro, è il cognome. Siamo pieni di parole sardo-inglesi, sardo-anglosassoni, e tutte però hanno base sumerica. Allora, se noi troviamo questa commistione di tutti questi qua, in questo grande, immenso bacino, compresa l'Europa, qualche motivo ci deve essere. Allora, non è detto che i Sumeri, che erano i più antichi, avessero invaso l'Europa. Non è detto che gli Accadici, che erano un po' meno antichi, ma avessero invaso l'Europa. E così gli Assiro e Babilonesi. Gli Assiri e i Babilonesi arrivarono al massimo al centro dell'attuale Turchia, al massimo arrivarono a Cipro e invasero naturalmente le coste fenicie, scendendo giù verso le coste ebraiche, eccetera. Loro non invasero niente. Allora ci vuole un minimo di intelligenza che tutti hanno, anche un bambino di 5 anni capisce. Se nessuno di loro ha invaso, perché questa comunità? È chiaro, c'era, come ho scritto lassù, una koiné o quella che io chiamo cenosi linguistica paleo-neolitica, cioè una cenosi linguistica che risale al paleolitico e ce la ritroviamo anche nel neolitico. Poi le lingue si sono, per varie ragioni storiche, un po' assestate nei singoli territori, e però la base comune si ritrova ancora. Io parlo di koiné. Ecco, e allora, visto che io parlo di koiné, bisogna parlare delle origini di una lingua, e perciò andiamo alle origini della lingua sarda. Farò qualche esempio. Tracca, parola sardiano-mediterranea, latina paneuropea. Vedi l'inglese to draw, tedesco tragen, gotico dragan, trascinare, trasportare, questo è il significato. Campidanese tragai, prendere a traino, trascinare, trasportare. Allora, dobbiamo dire, prima di arrivare alla sua base, che era sumerica, tracca in origine significava slitta, è una parola estremamente antica che riguarda l'epoca in cui non era ancora stata inventata la ruota. Ecco perché, come si giudicano le origini vere? Le origini vere si giudicano così. Deriva dal sumerico tirakar, tir, bau, scodella, catino, oggetto incavato, più akar, armatura, utensile, attrezzo. E perciò significa attrezzo, utensile a forma di scodella, di incavato. Era tipico appunto delle slitte, si usava in quel modo e venivano trainate. E questo Tir lo ritroviamo anche nel nome Tirana, la capitale dell'Albania, che significa arco di Anu, cioè è l'arcobaleno. Ancora oggi in Francia si dice arc-en-ciel, l'arco del cielo, l'arco nel cielo. Tirana significa arco di Anu, arco del dio sole, letteralmente. Un nome bellissimo. Se io avessi avuto una figlia femmina l'avrei chiamata Tirana. Gli antichi avevano la rarissima capacità poetica di dare nomi altamente poetici ai loro figli, specialmente alle donne. Tutti i cognomi della Sardegna, cioè un buon 30%, sono antichi nomi di donna, uno più stupefacente dell'altro. Si sa che gli antichi erano poeti, altro che noi abbiamo le tavolette di Ugarit, per esempio, che narrano di antichi episodi della loro letteratura, che è fortemente poetica ed è molto simile alla letteratura più completa e più poetica dell'antichità, che è la Bibbia, come tutti sanno. Chi non l'ha letta vada a leggerla, perché è il più alto esempio universale di poesia che si possa trovare. E poi arrivarono i Vangeli, che ha letto bene i Vangeli, sono di una poesia assoluta. Bisogna saperli leggere per capire la loro poesia, a prescindere dal significato, dal significato sociale dei Vangeli. Poi andiamo a Carrare. Allora lì a Carrare già ci troviamo con la ruota. Ecco, si capisce, no? La minore antichità di carrare in sardo, trasportare, dal latino carrus, carrum. Però questa parola pure ha la sua base nell'accadico, carru, contenitore o carro.
E questa viene dal più antico sumerico kar, portar via. È una parola, come tutti sanno, anche gallica e mediterranea. Come ti giudico le origini? Andiamo a Madaglia. Nell'oristanese si usa ancora l'acqua madaglia, la parola acqua madaglia o licornia, che è l'acqua benedetta usata contro il malocchio. Ne parlerò fra 2 mesi nel libro della religione, perché tratterò un intero capitolo di circa un centinaio di pagine esclusivamente sulle antiche malattie della Sardegna. E c'è anche quest'acqua benedetta, acqua madaglia dicono nell'oristanese. La metallurgia, quando nacque questa parola, era ancora in mente dei, e la controprova, la dimostrazione sta nel termine accadico matallu, che significa pietra preziosa. Cioè, questa parola, la parola metallo, che ancora noi oggi usiamo, era una parola che prima aveva un altro significato, pietra preziosa, perciò acqua madaglia, acqua preziosa, acqua benedetta, ecco il significato. È una parola estremamente antica. Poi è chiaro che questa parola matallu, iniziata la metallurgia, indicò l'altissimo pregio dei nuovi prodotti. Infatti, come tutti sanno, l'oro valeva allora, con l'inizio della siderurgia, 7 volte meno dell'oro, l'oro valeva 7 volte meno del ferro. Così diceva l'imperatore Ittita, che mandò in dono per la prima volta un pugnale di ferro al faraone. Diceva che valeva 7 volte, ma 7 volte più dell'oro, ma il 7 era una parola magica, torniamo alla Cabala, no? Di cui parlavamo poc'anzi. 7 nell'alta antichità semitica significò, lo dice anche il Vangelo, 7 volte 7. Questo 7 è moltiplicabile, pertanto, per cui il pugnale di ferro che l'imperatore Ittita mandò al faraone valeva 7 volte 7, aveva un prezzo incommensurabile. Perché? Perché era fatto di madallu, di metallo. Così si giudicano le origini, non in altra maniera. Questo è un modo scientifico, almeno a mio modo di vedere. Poi chi vuole obiettare, finita la mia relazione, obietterà. Ancora a giudicare le origini. Ega, porta, ingresso di un orto. Viene dal sumerico kag, bocca della casa. Casa kag bocca della casa. Vedete l'antichità del concetto, si capisce chiunque capisce che i Sumeri, quando andarono a inventare i concetti, erano molto elementari, perché allora il mondo era molto elementare, ma bisogna avere la capacità di capire cosa loro dicevano. Noi uomini di oggi, la nostra capacità di capire dobbiamo averla per trasferirla, traslarla sui concetti di oggi. La bocca della casa, mustaccio, loro dicevano gli accadici, mustatu, a rovescio, mustatu. Oggi noi diciamo mustazzo, che anticamente significava pettine. I baffi venivano considerati a forma di pettine, perché qualcuno che tentava di tagliarli erano baffi, no, veramente ispidi. Dal concetto di pettine, che allora era fatto di legno, viene il concetto di mustazzo. Nanu è una parola ugualmente antichissima, qua c'è un medico presente. I nani sono sempre esistiti, hanno sempre come dire, fatto gioire gli imperatori, il re, i rigoletti ci sono sempre stati. Purtroppo la vita nostra è fatta anche di queste cose. Nanu viene dal sumerico nanu, non uomo letteralmente, non uomo, perché non è cresciuto. E allora perché cavolo qua mi vengono a dire che tutto deriva dal latino nanus? Ma chi lo ha detto? Nanus deriva dal sumerico e il greco nanos deriva dal sumerico e non viceversa. Così si giudicano le origini. Gente arrubia, che sarebbero i fenicotteri, gente rubia, gente ruia, dipende dalle zone linguistiche sarde.
È una paronomasia oggi come oggi, cioè l'accostamento di un lemma ormai incompreso ad uno attuale. Ma la parola è sumerica, enti, uccello, più accadico rubu, re, uccello reale, uccello re. Questo significa genti a rubia. Ecco come ti giudico le origini. Giagaru, cane da caccia. Ecco, Edoardo Blasco Ferrer una ne ha centrato su 49. Giagaru, lo dicono anche i baschi. Sì, condividiamo con la lingua basca questo loro dicono Zakur, cane grande, dicono letteralmente. Invece deriva dal sumerico Zach, spostare, traslocare, trascinare, più ur, cane. Zahur, cane da caccia, cane da spostamento letteralmente, perché e questo ti giudica, ti fa capire cosa erano le origini, perché questa parola giagaru, sarda, campidanese, logudorese, questa parola giagaru ci riporta alle origini in cui non erano state inventate neanche le frecce a ben riflettere, in cui il cane era di enorme importanza per lo spostamento della selvaggina in un punto prestabilito, fosse rete, fosse fosso ricoperto o fosse gli uomini che lo attendevano con la lancia. Il cane di spostamento, sul Gennargentu ce n'è ancora. L'anno scorso non sono riuscito a dormire per un'intera notte perché da quota 1000 un cane da solo, senza il pastore, dislocava un gregge di circa 300 pecore per tutto il Gennargentu, che le pecore con i campanacci e chi dormiva. Lui abbaiando e le pecore rispondevano, perché ancora oggi i pastori barbaricini insegnano la tecnica paleolitica ai loro cani di smuovere con i latrati le greggi secondo il bisogno dei pascoli, dagli spostamenti. Cioè, cane da spostamento significava Giagaru in origine. Selis. Questo ci fa capire, è un cognome. Torniamo al libro dei cognomi, è importantissimo, è una miniera d'oro il mio libro, scusate, non perché l'ho scritto io. Allora, il cognome Selis viene dal sumerico Shelu, coriandolo, coriandrum sativum, poi gli è stato apposto il suffisso latineggiante in is, prima era Shelu, Scelis, Selis, dimostra che già 5.000 anni fa o prima i sardi ottenevano via mare i semi orientali dal forte sapore aromatico usati in cucina e in liquoreria. Allora, che li ricevessero o che, come penso io, fossero dei grandi navigatori i nostri sciardana e andassero a prenderseli, questo cognome Selis, per chi sa giudicare le origini, indica che noi utilizzavamo le cose, le spezie, non da oggi, da 5.000 anni fa, cioè da 5.000 anni, sì, 5.000 anni fa, se non da prima, perché bisogna vedere, cioè gli specialisti di nautica, eccetera, non hanno ancora capito bene come siano nate le navi ad alto mare. Mi chiamino a qualche conferenza che glielo spiego io. Torniamo a come ti giudico le origini. Beh, andiamo a Becciu, giù, o Ezzu. Noi diciamo Ezzu. Allora, ecco, già le due differenze tra Campidano e Nord Sardegna. Ezzu, Nord Sardegna. La gente dice, viene dal latino vetulus, vecchierello, ma come si fa? C'è un'enorme differenza tra vetulus ed ezzu. La parola si trova identica, ezzu, in babilonese, significa divenire o essere debole, indistinto, affievolito, buio, scuro, riferito al momento dopo il tramonto. Perciò lì c'è il concetto primordiale dell'essere vecchi. Ecco da dove deriva ezzu e non da vetulus. Il latino a noi non ci ha portato nulla, poi spiego perché. Se avrò tempo, perché c'è troppo da dire, ma nei miei libri io ho detto tutto. Ma qua c'è nei cognomi una metodologia di 180 pagine dove spiego tutto. In questo della toponomastica solo 160 pagine, ma ne spiego di roba. Però io qua devo parlare di metodologia per poi arrivare, sto per arrivarci, alla storia della lingua sassarese.
dove da sassaresi ci soffermeremo non molto, poco poco. Arazzi, ecco, usiamo un'altra parola delle origini, arazia, razza, arazia, grazia, in campidanese specialmente, che era l'usanza di gettare il grano agli sposi, e viene dall'accadico arasciu, seminare, coltivare, per cui questo gesto di gettare il grano sugli sposi aveva tutto un significato cultuale ben preciso che si richiama sempre alle origini, in questo caso alle origini del Neolitico, per ovvie ragioni, quando si inventò l'agricoltura. Gli sposi, la sposa che doveva diventare gravida, doveva essere benedetta dal popolo nel momento perché portava nuova prole, perciò gli si gettava addosso sarazzi per benedirla. Parola delle origini. Babbu è una parola estremamente antica perché ha da fare con mezzo mondo. Abu, accadico abu, padre, ebraico av, padre, da cui il latino avus, appunto questa parola poi espulse dal nostro linguaggio la parola che avevamo per la porta babbu, perché significa Babilonia, significa Babilu, cioè porta di Ilu, letteralmente, Babilonia. Noi quella parola l'abbiamo perduta a vantaggio di Babu, che significa padre. Vedi il sumerico Babai o Baba, gran madre mediterranea, perché nel mio libro sulla religione lo spiegherò. In origine si adorava la madre mediterranea, non il padre. Poi subentrò, e spiegherò spiegherò il modo in cui subentrò la patrilinearità, diciamo, ma prima era tutto matrilineare, tutto derivava dalla gran madre mediterranea, per cui la luna era il dio supremo, il dio Babai o Baba, e ancora oggi nel sud Sardegna Babai per dire padre o per dire anche nonno, cioè come uomo da rispettare, uomo che merita estremo rispetto. E Babai c'è anche nel tempio di Antas, Babai Sardus Pater, perché era quello il gran dio della Sardegna, veniva chiamato anche poi nel libro spiegherò che aveva 9 epiteti, però uno di questi era Babai o Babbu. Va bene? Nella mitologia baltica lo ritroviamo anche là, c'è la dea Baba, sempre femminile, Baba Yaga, antichissima dea slava della morte e della rigenerazione. Quest'ultimo si collega alla natura aviaria di Baba, ma quella è un'altra cosa, paragonabile all'archetipo della dea Voltaoio o della dea Civetta della preistoria europea. Come ti giudico ancora le origini? Minnanno, Minnanna, nel Logudoro, e in sassarese significa bisnonno, bisnonna. Dal sumero Nanna, Nanna, che era il nome, uno degli epiteti di Anu, il dio del cielo, va bene? E indicò anche il nonno, va bene? Col prefisso mi, cura amorosa, per cui Minnanna significa letteralmente amorevole nanna, e questo mai in inglese lo ritroviamo appunto presso gli anglosassoni, my lady, adorevole signora, my lady. Vedete com'è piccolo il mondo, mentre per converso i lemmi recenti noi riusciamo a capirli, se abbiamo un minimo di cultura, sempre per via etimologica, sempre per via linguistica, riusciamo a capirli ugualmente, così come riusciamo a capire l'antichi. Mardi, che nel sud della Sardegna significa femmina del porco, tutti i linguisti sostengono che deriva dal latino mater, ma capirete che tra la parola mater e mardi c'è un abisso di fonetica. Va bene, e in realtà viene dall'accadico mardu, era scritto wardu ma si legge mardu, Mardu, che significa sacerdote. Da cosa arguisco che è una parola recente, non recente di 1500 anni fa? Nacque, secondo me, quando subentrarono in Sardegna i preti bizantini, i quali avevano l'obbligo ben preciso, lo scopo ben preciso di smantellare abimo dal fondo la religione precristiana. E allora loro, nel mio libro sulla religione spiegherò, ci sono interi capitoli dove io spiego in che modo barbaro ma ingegnoso riuscirono a distruggere l'antica religione della Sardegna.
Questa è una delle parole che lo dimostra. Loro chiamarono il sacerdote antico maiale, va bene, Troia, femmina del porco, lo chiamarono così. Perché? Non perché Mardu per loro avesse quel significato. Mardu per l'antico popolo sardo significava sacerdote, ma furono loro che parlavano greco a spiegare che no, quel Mardu significa Troia, significa femmina del porco, cioè convinsero il popolo analfabeta a pensare in un altro modo. Torniamo all'ingegno, al potere, quelli che insegnano all'Università di Cagliari e non solo. Allora, sostrato etrusco lidio sostengono parola misteriosa, termine misterioso. Per indoeuropeo loro stessi dicono è enigmatico e perciò lo rimuovono, lo racchiudono nelle segrete impenetrabili del loro pensiero impenetrabile. Protosardo inconoscibile, paleosardo originato dai baschi. Ecco, questo lo dice Blasco Ferrer. Paleo-indoeuropeo, che dicevo che è una parola è anche difficile da pronunziare, è una parola che ha due asterischi e come tale è una parola non scientifica perché è inventata. Tutte le parole con gli asterischi sono inventate e loro dicono che è scientifica. Pre-paleo-indoeuropeo, doppiamente scientifico, mentre è 3 volte inventata, 3 asterischi. Come dicevo, anzitutto l'Ursprache, cioè la lingua base, la lingua originaria. Nel De Vulgari Eloquentia, scritto da Dante Alighieri, lui scrive, fra le altre cose, di questi 2 parlari, cioè il latino e il volgare. È dunque, come finale di un lungo discorso che fece, è dunque più nobile il volgare, come quello che prima fu usato dal genere umano e di cui tutto il mondo si giova, e come quello che a noi è naturale, essendo l'altro artificioso. Era artificioso il latino perché veniva usato solo nelle curie, durante le messe, già da allora, e lo usavano solo gli intellettuali, perché era tradizione fino al 600, gli intellettuali continuano a usare il latino. Però in realtà Dante Alighieri, molti hanno letto, ci hanno insegnato all'università di leggere il De Vulgari Eloquentia a rovescio. In realtà Dante Alighieri non era solo un genio capace di unificare la lingua italiana, fu un genio in tante altre cose, e anche un genio nel capire che il dialetto, cioè il volgare, l'italico in quel caso, era molto ma molto più antico e molto più nobile della lingua latina. E io qua non mi soffermo. Però ecco, come dicevo all'inizio, la Sardegna, dico, è la lingua più antica del mondo, nel senso che non ha sostrato. Non avendo sostrato, ha un continuum da quando nacque il linguaggio, da 50, 100.000 anni fa, non so quando nacque il linguaggio, si è sviluppata come un continuum senza mai sostare. E oggi ci ritroviamo la lingua più antica del mondo tra le mani. Perderla sarebbe un misfatto culturale di colossale importanza, di colossale nefandezza. Non dovremmo neanche pensarci a perdere la lingua sarda. È la lingua più antica del mondo assieme all'ebraico e all'arabo. L'ebraico stava per perdersi, è stato recuperato in extremis dagli ebrei nel 48, quando proclamarono lo Stato di Israele. E l'arabo è sempre esistito come l'ebraico in quei territori, non ha mai avuto substrato l'arabo, come il sardo. Sono le 3 lingue più antiche del mondo e le 3 lingue più antiche del Mediterraneo. Teniamocene ben conto. Allora, e qua finisco questa mia prefazione e poi parlo solo di Sassari. Le prove della parlata pansemitica in Sardegna, dove ce le abbiamo? La prima prova è la colonna bronzea di San Niccolò Gerri, che come sapete è scritta in 3 lingue, greco, cartaginese e latino. Secleone, che scrisse quella lingua, quel breve testo,
volle esprimersi in 3 lingue, una specie di piccolissima stella di Rosetta, vuol dire che c'era bisogno di farsi capire da 3 parlate diverse, il latino la lingua dell'invasore, il greco perché i latini invasori conoscevano anche il greco, forse anche lui appunto lo conosceva, e il punico perché lui scrisse circa un secolo dopo l'invasione romana. Evidentemente perché circa un secolo dopo l'invasione romana in Sardegna si parlava amplissimamente il punico, cioè il fenicio. L'altra testimonianza ce la dà Paolo di Tarso, quando quasi 300 anni dopo la conquista romana delle isole di Melita, di Malta, lui naufragò a Malta dicendo nero su bianco: gli abitanti di Malta, che erano un pugno di uomini, non di più, gli abitanti di Malta, di Melita, sono barbari. Basta, non disse altro, ma per barbari, lui che era di lingua greca, intendevano che non parlavano il greco e neppure il latino, visto che ormai il latino era la lingua del nuovo impero. È chiaro, e poi si sa, lo sanno gli archeologi, lo sanno gli storici, che Malta prima dei Romani era semitica, no? Era un'isola semitica. Altro esempio, Cicerone, 200 anni dopo la conquista, scrive: la Sardegna non ha nemmeno una città amica del popolo romano. Allora mi dico, siccome il popolo romano invase le coste e si impadronì delle città che stavano sulle coste per ovvie ragioni, no? Perché il popolo sciardano, il popolo dell'interno, il popolo sardo dell'interno ha sempre commerciato, produceva centinaia di prodotti diversi. Molti non sanno che la montagna sarda produceva quasi tutto, allora, compreso il legname per le navi, per le flotte. Perciò stavano benissimo gli ilienses, o che so io, chiamiamoli come vogliamo, hanno un sacco di nomi diversi. Questi qua commerciavano con i porti, i quali erano detenuti dagli Sciardana allora. Perciò c'era un commercio pacifico. Quando subentrarono i Romani gli bastò impossessarsi delle coste, e nel libro spiego tutte queste cose, perché intanto lì gli ilienses, gli abitanti dell'interno, se volevano sopravvivere dovevano per forza portare i loro prodotti per l'esportazione ai porti, alle città, altrimenti venivano strangolati economicamente, e aspettavano solo quello i Romani. E gli Elienses si piegarono a questa situazione e trasportarono tutto ai porti romani, dove la flotta sciardana era stata ovviamente sequestrata, non esisteva più. La catastrofe del popolo sardo iniziò col sequestro della flotta sciardana. E va bene, però se Cicerone dice 200 anni dopo la conquista che neppure le città sono amiche del popolo romano, figuriamoci cosa succedeva sulle montagne, che sono il 70% dell'isola di Sardegna. Vuol dire che chiaramente non si parlava il latino. Un altro esempio lo porta Apuleio nel libro de Magia. No, nel libro de Magia Apuleio fa scoprire al mondo romano, 360 anni dopo che Cartagine era stata rasa al suolo, ci avevano buttato sopra anche il sale, perché sparisse anche l'ombra del pensiero punico. 360 anni dopo la conquista, Apuleio denuncia il fatto che tutti gli abitanti delle coste africane parlavano ancora il punico. Non era riuscito neanche l'impero romano a farglielo cessare. Allora, questa è una dimostrazione grande, categorica, che a un popolo la lingua non gliela ruberai mai. Solo ora gli idioti che guardano la televisione ce la stanno rubando.